E ora, restera qui non ta via Stella e l'ora di Yuga. E l'ora d'Ampara. E perché è l'ora di... Zabianton. Segue, allez, Yuga insieme. Saluti a tutti, a ringraziarvi di essere con noi, Nanta Via Stella, felice di ritrovarvi. Aiuga insieme ai Sabiantoni. Il tema di stasera, rivincita, due squadre che conosciamo, la squadra Parola di Gioventù, Puletti Sciacamana, Michael, Olivier, Tina, salute. Salute, buonasera. Buonasera. Bon, siete voltati stasera per una rivincita, dunque conoscete il gioco, ma ci rammentate che cosa è Parola di Gioventù, non è mica una socio, dunque è un comitato. È un comitato cittadino per tutti i giovani grossi, è aperto tra 16 anni a 30 anni, donc c'est un comité citoyen. C'est l'association régionale des missions locales de Corse qui porte ce projet. Qui porte ce comité. Ce comité a été missionné à la fois par la collectivité de Corse et par l'État, par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Donc, et le but vraiment ultime de ce comité, enfin le but de tous les jours, c'est de faire des propositions aux collectivités, aux élus, sur les différentes thématiques qui touchent la jeunesse, la précarité, l'emploi, la citoyenneté. Voilà. C'est à peu près tout Un ça. lien entre les élus et les jeunes, en quelque sorte. Exactement, et faire remonter la parole des jeunes. Donc c'est ouvert bien sûr à tout le monde. Pour l'instant, on n'a pas de limite d'inscription, de candidature. Donc tout le monde est invité à... Il suffit de candidater. Il faut candidater après... Sur la page Facebook. Voilà, sur une page, sur un réseau social. Oui, sur Facebook. Sur oui, Facebook, voilà. voilà. Donc on peut s'inscrire aussi via les missions locales, que ce soit à Bastia, Ajaccio, un peu partout. Et un critère, avoir des idées. Avoir des idées. C'est la base. Bon, vi presento mica a squadra passa a rivincita, avete perso contro Eli, eh? Dunque stasera ci voleva fare appena meglio contro la nostra squadra che sta una zoologia, va, qui ai Sabiantoni, poi conosciamo da poco tempo, la squadra Corsica Genealogia, Geneviève, Jeanne, André. Quelli che figliolini di Sabiantoni tutti i seri, dunque vi conoscono il vostro lavoro, per quelli che non conoscono mica, bon, sappiamo che potete ritrovare tutti i nostri antenati. E abbiamo fatto più di 25.000 voti all'archivio di Stato di Genova, in tutti i paesi di Corsica, e comincia in 1728 e compie in 1454. Abbastanza. Ça vous en fait de la lecture. Di tanto in tanto, ma sono difficili a leggere. E si può contattarvi in internet. Trovi giù sul nostro sito www.corsicagenealogia.com. Voilà. E dopo potete domandare un po' di rinsegnamenti e poi vi aiuteranno per la vostra genealogia. Bon, conoscete il gioco, conoscete il pubblico, conoscete a me Sabiantoni, a Patrizia Catacega, salute. Buonasera a tutti. Buonasera. La loge à votre nom, vous avez apprécié quand même, hein? On s'est gâté les fidèles, hein? Giughiamo a Raffica. A Raffica, per cominciare ci vuole rispondere il più presto possibile all'epoca di domande a Zappetti, picchiate un tuo fondo, rispondete per pigliate 20 punti. Je peux pas aller plus vite. Prima domanda. Chi pesce si ammenta per parlare di un disprezzo per la Corsica? Baccalà. Per te, baccalà per me, baccalà per l'altri, baccalà... E baccalà per capolastri. Corsica. Baccalà per Corsica. Risposta 1. Baccalà per Corsica perché teniamo questa espressione dai genuesi di infatti quando gli mandavano Wakala, dire Wakala o più pessimo e sciape, che gli mandavano mica e c'era scritto non ta e gasce baccalà per Corsica. E dunque, bene da qui l'espressione. Come si chiama un gruppo di rock di fine degli anni 80 che aveva Manu Chao come capo? Le Negres Verte. Le Negres Verte. Quasi. No, c'era un colore ma un nemico buono. La Mano Negra. La Mano Negra. Chi
è il cognome di cattedrale Santa Maria Assunta in Luciana, anziana cattedrale di Uesco di Mariana. Quel est le nom commun de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption, ancienne cathédrale de l'évêché de Mariana? A Canonica. A Canonica. Infatti conosciamo tutta la Corsica, dunque, bon, risposta buona. A Canonica, costruita ao XII secolo, nell'usido di un battistero paleocristiano. Dunque una chiesa importante, il scuado di Lugiana, e sappiamo che da qui a poco di Punta Canonica ci sarà un bello museo che noi potremo andare a visitare. Un'altra domanda, di che paese a Kabylie, Laures o Umzab sono i rugioni? D'Algérie. Conoscono la Corsica anche al di là, conoscono tutto il Mediterraneo. Ma questa qui è genealogia, risposta buona. Allez, incoraggiateli, L'ultima domanda di Sarafica. Chi personaggio di Petruel Fuccia? I ginocchi a chi clicchi, l'ancacavicchia e i piedi a muzzico? Catalinetta. Catarinetta. Oh, Catarinetta, ere Catarinetta, so. Catarinetta. Il a hésité pour le titre. C'était ou Pezzo ou Catarinetta. On a eu un doute. Alors, 60 punti, 20 punti, dunque parlava tutto va bene. Continuiamo e giochiamo a varia via. A varia via una domanda, tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio tre proposte, sapete riflettete appena, rispondete bene, pigliate 20 punti. Se voi vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Dunque, cominciamo anche parola di gioventù. Chi criminale famoso è stato difeso dall'avvocato capigursino Vincent de Moro-Giafferi? Allora, era Henri Désiré Landru, Marcel Petiot o Andrea Spada. C'est un ténor du barreau. Moro Giafferi. Dunque, Je sais pas. è stato difeso da Moro Giafferi. Dunque, ce la trova su criminale. Chi era Henri Désiré Landru, Marcel Petiot o Andrea Spada? Mais là. Attends. Pensa, rifletti dentro Obriemo. Ubrimu, Landru. Landru, e Landru. Bella roba qui su qui. Landru. Risposta buona. Giulia calcola con Moro Giafferi, con l'ebiga. Dunque, st'assassino il Landru, che sa tomba un bogheione, metti all'annunci matrimoniali e dopo l'assassinava. Dunque, è stato difeso da Moro Giafferi e sopraggesso in 1921. Dunque, non ha potuto venire a usare avvocato per parlare di ghigliottina. E all'epica era un seduttore qui su qui. Ah, è vera. Quando si vede uso capo. Ma erano innamorate e così chi seducia le donne e dopo è tombava. Tocca a noi. In che isola si passano in 1988 gli avvenimenti detti di a Grotta d'Uvea tra Allora, tra Madagascar, a Nuova Caledonia o Emaluin. A Nuova Caledonia. Pas de suspense, risposta buona. No, quantunque qui avvenimenti che hanno marcato quantunque sul paese, perché chi in 88 in piena elezione presidenziale, dunque un comando assalta una gendarmeria e poi hanno ne pochi gendarmi e i portano in questa grotta dove e dopo la trattazione c'è stato un assalto di forze armate che tombano 19 Kanak, dunque è un avvenimento, una situazione appena torbida, più o meno, dunque è un avvenimento che ha marcato proprio a memoria collettiva di questo paese. Vi piace il cinema? Yeah. Bon, ça va, allez.
Chi dirigente è interpretato da Forest Whitaker in un film Le Dernier Roi d'Écosse, un film uscito in 2007. Allora, tra William Wallace, Idi Amin Dada o Nelson Mandela. J'ai pas vu. Allora, Le Dernier Roi d'Écosse è conosciuto su film, dunque William Wallace, Idi Amin Dada o Nelson Mandela. Je dirais la 2. 5. Je sais. Yeah, Sì, allora, sì. la seconda, La seconda. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada. William Wallace è stato interpretato da Mel Gibson. Liberté. E Forest Whitaker ha giocato il ruolo di Idi Amin Dada, risposta buona. Ok, ça va. E qua dunque su dittatore che uso medico era un scozzese e su medico che è stato testimone di tutte queste azioni sanguinarie di Amin Dada. Dunque un bello film da vedere proprio, Le Dernier Roi d'Écosse. L'ultima domanda di Savaria a Corsica Genealogia in 1927. In che paese 12 buscaioli italiani sono morti in una valanga? Tra. Allora, tra Cuzzano. Bioario, Asco, Guzza. Non aspettano manco più le proposte. E proposto non giovane nuda. No. Cozzano. Voilà, oui, bah, yeah, hein, on pourrait me dire questa qua, yeah. L'Ignadioli in 27 una valanga che ha fatto 12 morti, gli Ignadioli italiani, e dunque tutto il paese si era mosso per andare a cercare le salme di soberai e qui di noi è stato un affare che ha marcato il paese di Guzza. Allora, 60 punti, 100 punti, sempre in testa a squadra di Corsica Genealogia. E una saluta, posto che li sono in piena lavoro, ma tutte le sere ricevemo tutti i giocare, tutte le scuole di Corsica, potete bene anche voi, perché così sentono parlare un corso, imparano le cose e noi ci campiamo con elles. E stasera, di qua c'è tutta la scuola di Pietralba, toute l'école Pietralba avec nous. Vous pouvez vous applaudir? Parce que c'est bien d'être là. Voilà. Giughiamo a Trappola. A Trappola, domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo con la squadra Parola di Juventus. Bon, conoscete a Trappola, rispondono bene, pigliano 40 punti, non rispondono mica, pigliate 20 punti. Dunque, normalmente, se è assai difficile, sa Trappola. Non è mica una trappola, dico tanto, si chiama un pozzo. Ma non si sa mai con elli, eh? Chi è il nome di Sébastien Japrisot? L'autore Jean-Baptiste Ross. Il était, mais je m'en vais, moi. Il était meurtrier, je compatis. Je compatis. Il était meurtrier en No, 77. scrivo Voilà. il primo libro si chiama Le Malparti. Voilà. L'autore di no di... Il était meurtrier. No, oui, il était meurtrier a... Il primo libro si chiama Le Malparti. Oui, hai capito che te le do... Un homme avec... Non, avec un fusil ou... Un homme averti en vaut deux. Non. No, ha detto avec un fusil. Un long dimanche de fiançailles. Ah. Bon, risposta buona, eh? Va. À un moment donné, il faut savoir le reconnaître, hein? Ah oui. Il n'y a qu'une chose, on va les interdire. Bon, sono sapientoni, hein? Allora, bon, uso scopo di Astoria, avete capito, eh? Dunque, chi fratello di Napoleon è un antenato di l'anziano aggiunto a Umere d'Aiaccio, Charles Napoléon. Un fratello di Napoleon. Dunque, come si chiamavano i fratelli di Napoleon? Comment il s'appelle? Le frère de Napoléon, qui est un aïeul de l'ancien adjoint au maire d'Ajaccio, Charles Napoléon. Manco de proposte, André? Non. Ah, un problème. Louis, Joseph, Jérôme. Louis, Joseph ou Jérôme?
Jérôme, Louis, Joseph ou Jérôme? il me semble que c'est Jérôme. hein. Michael a detto, il me semble que c'est Jérôme, et il a raison. Risposta buona. Bravo Michael. Jérôme più giovane, di Fratelli di Napoleon. Fair play, fair play. Bon, t'as été 100 punti quanto tu, 140 siete sempre in testa. Bravi. E mula giocava un Shabakap. Un Shabakap stasera. Ci vuole la 3, anche 4 indizi, un primo indizio, un'idea, una proposta, 60 punti. Il primo indizio di Patrizia. Sono in Deurea di Francia e in Corsica non c'è mai messo un piede. Ci vuole dire che all'epoca tra le guerre di indipendenza e la conquista francese c'era troppo scombuglio. Natif du Royaume de France, il n'a jamais mis un pied en Corse car à cette époque, entre les guerres d'indépendance et la conquête française, la situation était trop instable. Louis XV. Louis XV. Allez, le Royaume de France, allez, pourquoi pas. Bon, déjà, ça situe la période. Hein. Ma un è mica Luigi XV, no. Continuiamo. Come intellettuale mi piace un dibattito. Mi sono opposto con un filosofo svizzero, ma non a Corsica, eravamo da consenso per dire che lei era assai particolare. En tant qu'intellectuel, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le débat. Il a été longtemps opposé à un autre philosophe, suisse de son état. Nous étions assez d'accord sur la Corse et sur le fait qu'elle était très particulière. T'as une idée? Bossuet. Non, non è mica Bossuet. Continuiamo, per 40 punti. Ecco, allora, non ha mica uno sguardo Gandhi durante la Corsica. Quando ha scritto la storia di Luigi XV, ha diviso l'onore dei Corsi che combattiano in Ponte Nuovo e ha anche ammirato a Paoli. Bon, je viens vous soutenir parce que, bon, il me semble que... Oui, on a vu, ça a piqué juste de suite, parce qu'il a juste entendu un mot, et là, il va dire... Voltaire. Voilà, et moi, je vais dire... Risposta buona. C'est Voltaire. Risposta buona. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Allez. Mais un petit peu, vous avez bien fait. Ni mudiamo mica i gorgi, eh? François Maria Roux, Voltaire, Bolice, due parole tu? No, Dunque, ho fatto che non si sentiva mica troppo con Rousseau, questi sa, ma non ta Corsica erano d'accordo perché chi su paese stupia, perché era in brama di libertà, dunque... Voltaire ha diviso la Corsica, era ammiratore di Paoli, dunque un filosofo di lumi, uomo di influenza, scrivano storico di Luigi XV. Ecco, dunque, ha anche detto di la Corsica, dopo Uorgo, ha detto tutta l'Europa è corsa, mi pare che l'abbia detto così. Tutta l'Europa è corsa, dunque un'ammirazione quantunque abbastanza forte. Et quand il a été inteso Candide, hein, Misibar, hein, qui a été trop. Il diceva tutto, Louis XV, Bossuet, Candide, Voltaire. C'est bon, j'ai. Vous êtes tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'était la faute à Rousseau. Bon, quantunque avete detto 120 punti, non basteranno mica, 190 punti, sono sempre i sapientoni stasera. Corsica, genealogia, bravi. Regali, pas tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogasa con le creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco passi, regali. Bon, abbiamo passato un bel momento, donc venite a giocare con noi, sabientoni.tv, così passeremo insieme una bella stonde. Allez, voglio ringraziare le nostre squadre di stasera, il pubblico di noi, e a me Sabientone, a me Patrizia Catacega. Buonasera a tutti. Da qui una stondetta all'informazione, chi volta non ta François Corse via Stella, e noi ci ritroveremo da qui a poco, allora, ciao. Ciao.
Allez,